in corso dalle 9 di questa mattina l'ora del personale di Trenitalia proclamato dai sindacati FILT, CGIL, FIT, CISL e WIL Trasporti. L'agitazione della durata di 8 ore si concluderà alle 17 di oggi, lunedì 6 maggio. Nelle principali stazioni del Veneto oltre la metà delle corse risulta cancellata, costringendo i passeggeri a rivedere i propri programmi di viaggio. Al centro della mobilitazione c'è il rinnovo del contratto collettivo nazionale della mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo 16 mesi di trattative, spiegano i sindacati, nonostante alcuni passi avanti, restano ancora distanze significative per arrivare a un contratto adeguato alle nostre richieste. Rimborso o cambio del biglietto. Trenitalia informa che i passeggeri coinvolti dallo sciopero possono chiedere il rimborso integrale del biglietto fino all'ora di partenza per Intercity e Frecce, entro le 24 ore del giorno precedente per i treni regionali, oppure riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti alle stesse condizioni di trasporto. Per ulteriori dettagli sono disponibili il sito e l'app di Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie e i punti di assistenza. Allora, sono passato questa mattina sempre al Mix Market. C'è Giulia che non vuole farsi riprendere, ma vabbè, cosa volete? Dice che non facciamo le riprese fatte bene, vabbè. Comunque, a parte così le battute, che qua veramente io sono veramente così anche un po' stupito che in un locale è abbastanza grande, ma non è grandissimo, e ha veramente un assortimento incredibile. Io sono consumatore di tè, lo uso spesso, e veramente c'è un assortimento di tè. Qualcuno anche mi ha fatto qualche regalo tempo fa del tè, proprio questo, buonissimo. C'è il tè sia solubile, tra l'altro mi diceva che c'è anche quello per l'estate, sia per l'inverno solubile, e poi non so perché mi ha messo in mano questo, non lo so, effettivamente io sapete che chissà, forse un invito, non quella Giulia ovviamente, ma vabbè, passiamo alla battuta. Comunque, a parte questi scherzi, io vi consiglio di fare un salto perché veramente c'è una varietà di cose incredibili, buonissime, e veramente passate qui al Mix Market. Oggi, martedì 6 maggio, è stato discusso in Regione Veneto il progetto di legge regionale che promuove la sostituzione dei contenitori dei prodotti ittici ora realizzati e utilizzati in polistirolo con altri realizzati in materiali diversi, più sostenibili. Una legge condivisibile che ha visto la bocciatura degli emendamenti che ne avrebbero previsto il finanziamento. Senza la necessaria copertura economica rischia di essere un provvedimento inutile, privo di efficacia. A spiegare la situazione il consigliere regionale del Veneto Jonathan Montanariello, Partito Democratico. Il consigliere afferma di aver proposto a più riprese di finanziare la legge, per la quale erano previsti solo 20.000 euro. Il finanziamento è stato richiesto prima con 500.000 euro per il prossimo triennio, poi scendendo a 300.000, ma non si è compresa l'importanza di rendere concreta la norma e di qui il diniego, e ciò testimonia come la sensibilità ambientale sia fatta solo di belle parole, ma di nessuna volontà reale per un cambiamento. Una presa in giro per le imprese e per la sostenibilità ambientale, continua il consigliere, dopo essere intervenuto in aula come correlatore. Senza fondi le leggi non vanno avanti. Parlare di bando FEAMPA non dà alcuna garanzia, anche in quanto tali bandi non possono essere presentati da chiunque. Chiedere che siano le imprese a farsi carico di ulteriori investimenti in questo momento storico in cui il settore si trova in piena crisi non è realistico, soprattutto di fronte a una legge che non obbliga e non sanziona. In questo caso l'unico incentivo per far aderire le imprese è quello economico. Se davvero si vuole tutelare l'ambiente, conclude il consigliere, bisogna mettere in campo vere risorse, strumenti efficaci e una pianificazione concreta. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Cari lettori, buongiorno. Siamo a martedì di una settimana che dire particolare e dir poco. Perché particolare? Perché ci potremo trovare alla fine settimana con un altro mondo. Dovuto a cosa? Fra 2 giorni
anzi domani, scusatemi, il 7 si apre il conclave e da tutte le indiscrezioni cardinali compresi si parla di un conclave abbastanza breve, dai 2 ai 3 giorni, quindi entro il fine settimana molto probabilmente avremo il nuovo pontefice e sapremo chi sarà a guidare la Chiesa per gli anni a venire. Inoltre questa mattina su tutti i TG è apparso un annuncio di Netanyahu, il premier israeliano, che vuole rioccupare Gaza e quindi sfollare i palestinesi con tutto quello che questa azione, che pare sia già in procinto di partire, cioè stanno per invadere Gaza da quello che si dice, comporterà a livello di attentati, comporterà a livello di ribellioni, di proteste in tutto il mondo, eccetera. In questo scenario non accenna a diminuire la guerra tra Russia e Ucraina, anzi si moltiplicano le minacce, perché il 9 maggio, sempre appunto nei prossimi 3-4 giorni, c'è l'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo e Putin, questa volta lui per primo ha chiesto una tregua di 3 giorni per quell'avvenimento e Zelensky ha detto di no, perché 3 giorni sono pochi, voleva una tregua più lunga e quindi ha minacciato di colpire in qualche modo, poi bisogna vedere se saranno in grado di farlo, la parata militare. Quindi abbiamo davanti dei giorni che potrebbero realmente fare la storia del nostro pianeta, perché sono 3 avvenimenti che avranno delle conseguenze, chi in positivo, chi in negativo, chi speriamo non troppo in negativo, sicuramente per i prossimi anni. Una settimana intensa, una settimana particolare, una settimana che cercheremo di seguire per voi e per farvi poi un minimo di resoconto e di commenti su quello che succederà. Grazie a tutti. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.